Comunale Stefano Catania di Mazzarà Sant'Andrea, amici di WeSport, ben trovati col campionato di prima categoria con la neopromossa Torre Grotta che affronta lo Stefano Catania per la prima giornata del girone D, la formazione di mister Aragona che arriva in questa prima categoria dopo la vittoria dei playoff nella scorsa stagione decisiva, la vittoria per 1-0 in casa del Real Gazzi. Passiamo alle formazioni e passiamo alla Torre Grotta che schiera il 2005 Felice Rocco tra i pali, Previti, Paone, Manganaro e La Rosa in difesa, centrocampo con Insana, Maviglia e Lopresti in avanti, Abate, Errante e Marchese. Il calciomercato ha portato via Isgro. Vediamo invece come risponde lo Stefano Catania con Abate, Di Natale, Mandanici, Elimer, Grasso, Salvatore, Grasso, Giorgio, Sottile, De Pasquale, Orlando, Mandanici e Di Luca. Si parte allora col film del primo tempo. Dopo 9 minuti il pallone arriva tra i piedi di Mandanici che è tutto solo davanti a Felice Rocco e non sbaglia, sbloccando il risultato e portando avanti lo Stefano Catania. Ma ci sono tantissime proteste per presunta posizione di fuorigioco, tra le altre quelle di mister Aragona. Dura 10 minuti la sua partita, poi viene allontanato al 18esimo, palla lunga per Abate che protesta, voleva il calcio di rigore. Il Torre Grotta non è dello stesso avviso però il direttore di gara. Al 24esimo Abate invece fa tutto da solo, se la porta al limite dell'area, cerca il destro, viene ribattuto, poi il pallone finisce ancora a destra dove c'è la conclusione di Errante che finisce alta. Al 33esimo si ripresenta in zona offensiva la Stefano Catania, qui però Felice Rocco in uscita fa buona guardia, chiedevano anche un calcio di rigore i padroni di casa. Ovviamente il direttore di gara ha lasciato proseguire. 43esimo Errante scappa sulla sinistra, non lo tiene la difesa della Stefano Catania, ancora Errante, può mettere il pallone in mezzo, Abate incespica nell'uscita e lì c'è Marchese che fa 1-1, pareggio semplice del Torre Grotta proprio allo scadere della prima frazione, proprio quando il direttore di gara fischia 2 volte e manda le 2 formazioni negli spogliatoi. 1-1 tra Stefano Catania e Torre Grotta in questa prima giornata. Al gol di Mandanici risponde Marchese. Fin qui partiamo con il film della ripresa. Al 48esimo ancora Errante scatenato sull'auto mancino, ci prova con la conclusione in caduta, manda alle stelle. 52esimo invece gestisce il pallone Paone, sbaglia però verso Manganaro, allora ne approfitta la Stefano Catania con il pallone dalla sinistra che viene messo dentro. C'è il tentativo di uscita di Felice Rocco che non fa altro che apparecchiare l'assist per Salvatore Grasso. 2-1 e Stefano Catania nuovamente in vantaggio con il proprio numero 10. 58esimo Giorgio Grasso si libera bene, pallone per l'altro Grasso, Salvatore che va al tentativo mancino, la mira non è delle migliori. Al 63esimo doppio cambio per il Torre Grotta, è il momento sul terreno di gioco di Donia e Arnaud. Al 67esimo proprio il Torre Grotta prova a sfondare da calcio d'angolo, azione confusa nell'area di rigore, alla fine in qualche modo allontana la Stefano Catania. Minuto 70 Di Luca si invola verso la porta, viene esteso in area di rigore e per il direttore di gara ci sono gli estremi per la massima punizione, rigore per la Stefano Catania. Sul punto di battuta si presenta con la maglia numero 28 De Pasquale, la sua rincorsa, il suo destro, Felice Rocco la guarda, prima sbattere sul palo e poi depositarsi in rete e il gol del 3-1 al 75esimo tocca a Leone per il Torre Grotta. Passano 120 secondi, Manganaro non stoppa la sfera, Paone prova allora in chiusura disperata, grande intervento del difensore torrese. 80esimo calcio di punizione per la formazione di mister Aragona, viene bel canciata da Errante ma c'è il portiere Abate che riesce a respingere. 82esimo proprio Errante tra i migliori dei suoi esce al suo posto la spada. 84esimo ancora una volta il Torre Grotta che non vuole arrendersi al risultato e allora Donia dalla distanza a cercare di impressionare Abate ma risponde presente l'estremo difensore locale. 3 minuti in campo anche per Arizzi. All'89esimo la spada si gira bene ma calcia alto da buona posizione. Al 90esimo arriva anche il poker da parte della Stefano Catania direttamente dal rinvio del portiere, si genera la chance giusta per Moreno Orlando che si invola verso la porta, resiste alla carica, va col destro alla distanza beffando così Felice Rocco e il gol del 4-1, il gol che sancisce la prima sconfitta in questa stagione per il Torre Grotta che cade in casa della Stefano Catania con risultato di 4-1. Amici di WeSport è tutto, a loro un cordiale saluto e come sempre alla prossima.